Il Chiavari ritorna in Serie A e si riparte con una nuova avventura. Sì, tutto giusto hai detto. Ritorno in Serie A dopo diversi anni, ho perso il conto quasi, con una nuova filosofia, con un progetto nuovo, con un modo diverso di intendere le bocce. Sono finiti i tempi dei grandi sponsor. Un po' ci dispiace chiaramente perché senza soldi non si riesce a fare niente. Però noi ci siamo dati un'altra organizzazione, un altro sistema, un altro modo di vedere le bocce e così facendo siamo riusciti a riportare la squadra con diversi anni e grazie alla collaborazione di validissimi giocatori siamo riusciti ad raggiungere il massimo campionato. Il nostro obiettivo massimo è quello di salvarci. Se ci salvassimo sarebbe un grandissimo risultato come vincere una Coppa dei Campioni uguale. Se dovessimo mai retrocedere non succede niente, la Chiavarese c'era e ci sarà ancora, proseguiremo e ritenteremo. Però io sono straconvinto come allenatore, come responsabile tecnico di avere le possibilità attraverso l'aiuto dei giocatori di giocarmela fino in fondo. Loro hanno iniziato dalla prima categoria, hanno scalato fino alla B, da lì siamo saliti in A, forse anche inaspettatamente, ma abbiamo meritato, sono contento di aver dato una mano alla causa e niente, l'anno prossimo un'avventura nuova. Non vediamo l'ora di iniziare e speriamo, come dice Antonello, di raggiungere la salvezza che per noi è come una Coppa dei Campioni, è dura, un campionato difficile. In una società storica che arriva da tanti risultati, perciò insomma il nome credo che in Serie A tutti vi conoscono. Assolutamente, la Chiavarese è una società storica, gloriosa, ricca di titoli, negli anni d'oro, c'era, ci sarà sempre, come ha detto lui, e siamo onorati di vestire la maglia.